Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Sicilia nella morsa del caldo, a Palermo presa d'assalto la spiaggia di Mondello, bevande e brezza marina per rimediare alla calura. L'AFA non darà tregua, mercoledì nuova impennata di temperature. In Sicilia orientale la calura è mitigata dal corridoio naturale tra l'Etna e il mare. Attivo il numero telefonico della Protezione Civile con operatori impegnati 24 ore su 24. Le linee guida del ministro Musumeci per fronteggiare l'emergenza incendi. Arrivano 160 milioni per la messa in sicurezza dei piccoli comuni. Infrastrutture, digitale, fonti rinnovabili nei nuovi progetti annunciati a Catania dal ministro delle imprese Urso. Disco verde all'accordo con ST Microelectronics. Fiorello in difesa della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Lo showman, no alla chiusura. Anche il sindaco De Luca pronto a dare battaglia. Calcio, goleada del Palermo nel primo test precampionato. Apre le danze il solito Brunori. Buone indicazioni da Vasic e Insigne. Beach soccer, il derby etneo va al Catania SSD. Gol e spettacolo alla Playa davanti al patron Ross Pelligra. Buona domenica, ben trovati a Sicilia 24, altra domenica con caldo e temperature al di sopra della media. Oggi Palermo, città da bollino rosso, è stata presa d'assalto la spiaggia di Mondello. Sentiamo Marco Gullà. Una nuova ondata di caldo eccezionale causata dall'avanzamento dell'anticiclone africano. C'è anche Palermo oggi nelle città da bollino rosso, assieme a Catania e Messina, un caldo intenso e diffuso che secondo gli esperti si estenderà a buona parte della prossima settimana e che manterrà valori oltre la media anche nelle ore notturne. E in una giornata di grande caldo, quale può essere l'accorgimento migliore? Sicuramente andare a mare. Siamo stati quindi a Mondello, spiaggia da tutto esaurito. Cerchiamo di resistere al caldo, esatto. Tutto qua. A casa come fosse meglio stare fuori? Meglio fuori, perché a casa diciamo neanche col ventilatore uno riesce a risolvere i problemi del caldo. Per alcuni bagnanti la giornata oggi è meno calda di ieri. Oggi è una giornata meno calda rispetto alle altre giornate che ci sono state. Diciamo col mare, la doccia, anzi con l'aria di mare, bene o male c'è fresco, non si soffre il caldo. Come trascorrerà la giornata oggi tutto il giorno a mare? Sì, più o meno fino alle 6 e poi a casa. Tutto questo proprio caldo, anche se sono al fresco, non si vede, non si sente pure. Trascorrerete la giornata oggi a mare? Sì, bravo. Poi chi, nonostante sia a pochi metri dal mare, preferisce fare altro. Oggi niente, perché io se vado a mare vado la mattina molto presto, avendo la fortuna di essere qui, diciamo, avendo questa possibilità lo posso fare, sono una delle fortunate. E quindi mare niente, una passeggiatina di mattina e poi un cibo leggero, anche gelati. I condizionatori accesi per un bel pomeriggio, passeremo un po' così a rinfrescare la casa e niente, a rilassarci. Bibite e gelati per fronteggiare il caldo, ma non solo. La gente, gli italiani chiedono acqua, mentre gli stranieri aprono spritz già alle 10 del mattino. Quindi già sull'alcolico alle 10 del mattino? Alle 10 del mattino, specialmente i tedeschi, e ci sta perché sono in vacanza e quindi si godono la vacanza con un Aperol Spritz che poi non è super alcolico. Quindi è come se si bevessero forse un bicchiere di vino. Da domani l'ondata di caldo farà salire ulteriormente le temperature. In alcune zone dell'isola si sfioreranno anche i 45 gradi. Grande caldo anche in Sicilia orientale, dove però le temperature, l'AFA è mitigata dalla posizione strategica perché c'è un naturale corridoio tra l'Etna e il mare. Le temperature nei prossimi giorni si alzeranno comunque ancora e per mercoledì sono previsti 7 gradi in più. Nei comuni sono stati intanto attivati i centri operativi della Protezione Civile con un numero di telefono che è attivo 24 ore su 24. Natale Bruno. Nell'estate bollente che ci fa boccheggiare c'è un numero da ricordare, l'800 840 840.
È il numero verde della Protezione Civile, serve per le emergenze, in questo momento per tutto ciò che ruota attorno al caldo. Qui siamo nella sede catanese e l'operatrice è letteralmente attaccata al telefono. Questa mattina sono state un paio le chiamate. Cosa vi chiedono? Ma chiedono per lo più come comportarsi, soprattutto le persone anziane o chi assiste loro, di dare acqua sufficientemente in modo tale che vengano reidratate. Oggi a mezzogiorno a Catania il termometro è fermo sui 34 gradi centigradi. Qual è la situazione meteorologica? Più mitigata la temperatura rispetto a quello che erano le previsioni di carattere nazionale. Con la nostra mitigazione fa parte anche di questa doppia situazione in cui siamo all'interno tra la montagna e il mare. Però mercoledì prossimo abbiamo una parte di queste temperature che provengono dalla parte sahariana, di conseguenza ecco il perché dobbiamo organizzarci seriamente. Più 7 rispetto ad oggi, questo è quello che sono le previsioni ad oggi. Le raccomandazioni in questo caso per anziani e sofferenti sono sempre le stesse: evitare sbalzi di temperatura. Altri consigli anche sull'abbigliamento, per esempio, non mettere cose sintetiche, utilizzare cotone o lino o quant'altro possa rinfrescare. Negli ambienti, ovviamente, laddove c'è la possibilità, utilizzare ventilatori, condizionatori, ma queste sono già cose che comunque sappiamo, però è bene anche ogni tanto ricordarle. Oltre al numero verde è possibile chiedere aiuto ai consigli alla Protezione Civile di Catania grazie allo 095 48 00 00. Un vasto incendio si è sviluppato in mattinata nella periferia di Marsala, nella zona che va tra la via Napoleone Colaianni e Pianto Romano, dove ci sono vaste zone con sterpaglie e cave di fuga di tufo a cielo aperto abbandonate. Il fuoco si sarebbe sviluppato proprio all'interno di una di queste cave, dove negli anni sono stati gettati rifiuti di ogni genere. E sul grande caldo di questi giorni e in particolare sull'emergenza incendi abbiamo sentito il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ha anche annunciato finanziamenti per la sicurezza del territorio. Angelo Gagliano. La tempesta di calore africano sta già investendo il Mediterraneo e la Sicilia. Con l'arrivo del grande caldo cresce anche l'allarme incendi. Per il ministro per la protezione civile Nello Musumeci la parola chiave è prevenzione. Fortuna ancora in quest'estate non abbiamo registrato situazioni allarmanti. Tutto dipende non solo dal buon Dio, ma anche dalla capacità nostra di saperci attrezzare. La prevenzione, quella non strutturale e quella strutturale. Le accortezze, il buonsenso, la prudenza sono elementi essenziali per non certo evitare le sciagure, ma per mitigarne gli effetti, per ridurre il rischio, perché il rischio zero non esiste. Il ministro Musumeci annuncia poi finanziamenti per la messa in sicurezza dei territori dei piccoli comuni. Abbiamo già ieri presentato il bando per dare 160 milioni ai piccoli comuni che vorranno presentare progetti, speriamo, contro il dissesto idrogeologico o per il consolidamento delle infrastrutture in termini antisismici. Oggi la priorità si chiama sicurezza del territorio, che è un diritto alla vita prima di ogni altro ragionamento. E il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito a Catania il ruolo chiave che la Sicilia potrà avere nello sviluppo dell'Europa verso sud. Nel frattempo è stato autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics. Marco Carli. Il ruolo chiave della parte meridionale dell'Europa è dunque dell'Italia e della Sicilia. Ne ha parlato a Catania il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Si parte dal piano Mattei, che rappresenta un ponte fra il nostro continente e l'Africa. Sia per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico, il gas e in futuro anche l'idrogeno verde, che servirà a noi, ma attraverso di noi anche all'intera Europa, perché i gasdotti e i gassificatori faranno dell'Italia l'hub del gas europeo. La connessione fra l'Italia e dunque fra la Sicilia e l'Africa passa dal digitale. Urso intanto ha autorizzato l'accordo per l'innovazione con ST Microelectronics, previsti 18 milioni di investimenti per nuovi strumenti informatici. In questi giorni abbiamo firmato un accordo di innovazione per sviluppare qui
una particolare tecnologia informatica per le smart city, ma altri ne seguiranno e io ritengo che nei prossimi anni la Sicilia possa diventare il polo di sviluppo principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l'economia digitale e l'economia green. Il ponte di Messina, ribadisce Urso, è la possibilità in più legata a questo sviluppo verso sud per mantenere nella nostra isola i giovani più validi, insieme al ruolo che l'Italia reciterà nel 2024. Il prossimo anno presiederemo il G7 per tutto il 2024 e quindi i grandi eventi del mondo si svolgeranno in Italia. E in questo contesto, e non a caso, l'abbiamo identificato anche con la costruzione del ponte di Messina, la Sicilia è centrale in questo sviluppo perché il Mediterraneo è tornato centrale, perché il piano Mattei fa del Mediterraneo il ponte naturale e quindi dell'Italia e della Sicilia tra l'Europa che deve svilupparsi, che può svilupparsi solo al sud e appunto l'Africa che è il continente che sta qua davanti. Il futuro del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina appare sempre incerto e a sostegno della struttura di eccellenza si stanno schierando in tanti. Tra questi c'è anche Rosario Fiorello che in questi giorni ha visitato la struttura. Francesco Triolo. Ho visto mamma e ho visto papà contenti nonostante insomma, la loro vicissitudine con i loro bimbi. E quindi vedere i genitori sereni di sapere che i loro figli sono in buone mani è una cosa bellissima. Qualche mese fa era intervenuto dai microfoni di Viva Rai 2 per denunciare il rischio di smantellamento della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Rosario Fiorello, in questi giorni in vacanza proprio tra la Perla e le Togliani, non ha perso l'occasione per rilanciare l'allarme sul futuro del centro di eccellenza taorminese. Lo ha fatto via social, ma anche andando personalmente a visitare la struttura che da un decennio in convenzione con il Bambin Gesù di Roma è diventato un punto di riferimento non solo per la Sicilia ma anche per la Calabria. Accompagnato dal primario Sascia Cati ha fatto il giro dei reparti, parlato con i bambini, con i parenti e con i medici. Fiorello ha ascoltato le loro storie, ha raccontato l'umanità che si respira nei reparti del San Vincenzo, non solo di cardiochirurgia pediatrica ma anche del pronto soccorso, l'unico della zona ionica, e della rianimazione. Questo centro deve rimanere qua, così sarà, noi lotteremo per questo affinché non cambi nulla di quello che c'è in questo posto veramente professionalmente altissimo, veramente. Il futuro del San Vincenzo di Taormina è al centro del dibattito anche politico. La convenzione con il Bambin Gesù è stata allungata con una proroga tecnica sino al 31 gennaio 2024, ma la presenza adesso di quella al Civico di Palermo ne mette a rischio l'esistenza, perché nell'isola non possono coesistere le due strutture di eccellenza, a meno che il Ministero non le autorizzi, utilizzando il bacino di utenza della Calabria, ma occorre verificare se il Presidente Occhiuto darà il suo benestare. A Taormina intanto anche il sindaco Cateno De Luca è pronto a dare battaglia, ha già avviato un'analisi sul progressivo depotenziamento del presidio ospedaliero che negli ultimi 10 anni ha subito la chiusura di molti reparti, ed è pronto anche ad iniziative clamorose se il centro di cardiochirurgia pediatrica dovesse essere chiuso. Breve pausa, tra poco. Eccoci di nuovo insieme. Raffica di arrivi di migranti a Lampedusa che resta la porta d'Europa. Nonostante quasi 1000 trasferimenti, il centro di prima accoglienza è stracolmo. E intanto la Premier Meloni e gli emissari europei sono ancora una volta in Tunisia alla ricerca di accordi bilaterali. Manlio Viola. 9 sbarchi, 385 arrivi solo nelle prime ore della domenica, oltre 2300 migranti ospitati nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, nonostante i trasferimenti di poco meno di 1000 persone. È sempre più critica la situazione degli arrivi e dell'accoglienza sull'isola, presa d'assalto ogni volta che il bel tempo e il mare calmo lo consentono. Lampedusa è e resta la porta d'Europa, nonostante a fronteggiare l'emergenza sia soprattutto l'Italia, sia pure con il supporto del sistema Frontex, ma con qualche crescente tensione con le navi delle ONG che solcano il Mar Mediterraneo. Tutto questo succede proprio mentre emissari europei sono in Tunisia alla ricerca di un accordo con uno dei principali paesi di partenza dei barconi della Speranza. L'accordo che si cerca è di natura politica ma anche di natura economica. Come l'Italia ha fatto in passato con la Libia con alterne fortune, adesso è l'Europa che cerca patti che si traducano in aiuti economici e in termini di mezzi a fronte del contrasto all'immigrazione illegale attraverso la nascita di protocolli condivisi per una emigrazione legale e ordinata da quei paesi. Sullo sfondo
fondo di tutto c'è un'isola, quella di Lampedusa, accogliente per cultura e tradizione, ma che vive di turismo e che vede messa spesso a rischio la sua immagine. Per questo un imprenditore palermitano residente a Roma, Ciccio Gramasi, per giorni ha messo in atto uno sciopero della fame sulla piccola disabitata isola di Lampione per sensibilizzare l'opinione pubblica. È stato poi recuperato dalla Capitaneria di Porto. Lampedusa non risente dell'immigrazione, dice, e resta una meta bellissima per il turismo, senza mezzi termini, lo dice a tutta Italia e a tutta Europa. Un agente della Polizia di Stato di 38 anni in servizio alla questura di Siracusa si è suicidato ieri notte in strada poco distante dalla sua abitazione. Secondo quanto si è appreso fino a questo momento, l'uomo si sarebbe sparato con la pistola d'ordinanza. Meno di un mese fa un altro collega dell'uomo aveva fatto lo stesso gesto. E adesso una nuova pausa pubblicitaria per poi parlare di calcio. Eccoci al calcio, 12 gol in amichevole e segnali incoraggianti per il Palermo. Nel primo test che si è giocato ieri molto bene Vasic, Brunori e Insigne. Sul mercato per il ruolo di terzino sinistro c'è l'idea Frabotta. Marco Gulla. Ovvio che il test è poco attendibile per la valenza dell'avversario, una vittoria però con tanti gol alla prima amichevole è sempre un buon modo per iniziare la stagione. Il Palermo ha messo in campo quello che ha preparato durante la settimana di ritiro a Ronzone e i segnali sono incoraggianti. 12 gol alla Bassa Anaunia che milita nel campionato di promozione. I rosa hanno segnato 12 gol, alcuni dei quali molto belli perché arrivati dopo combinazioni studiate in allenamento o per giocate individuali. Sugli scudi Vasic, autore di una tripletta, ma ha regalato spettacolo anche Insigne. Il primo gol dei siciliani non poteva che portare la firma di Matteo Brunori. Eugenio Corini nel primo tempo ha provato il 4-3-3, quello che dovrebbe essere il modulo di riferimento per la prossima stagione. Nella ripresa invece spazio a un 4-4-2 ibrido, in rete anche Mancuso, duttile ed efficace Pietro Ceccaroni. Il mister sta provando varie cose, vari moduli, vari metodi di impostazioni. Non ho una preferenza, mi piace sia giocare a 4 che a 3. Sì, il terzino l'ho fatto l'anno soprattutto in B con Dionisi a Venezia. Mi sono trovato bene, magari ho diverse caratteristiche rispetto ad Aurelio che c'è in questo momento, sono un giocatore un po' più difensivo, però dove il mister deciderà, se deciderà di schierarmi io sono a disposizione. Ma sulla sinistra l'ultima idea porta a Frabotta, esterno di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato nel Frosinone. Il Palermo ci prova, rimangono sullo sfondo le piste che portano a Dichiara, Beruatto, Corrado e Martello. Il Catania SSD ha vinto il derby col Catania Beach Soccer alla fine della tappa etnea del massimo campionato di calcio sulla sabbia. Anche Ross Pelligra ha assistito al match. Marco Carli. Conclusi i 10 giorni di spettacolo dedicato al beach soccer alla playa di Catania. All'arena era presente anche il presidente del Catania Ross Pelligra, appena arrivato in città. Ha assistito al successo dei suoi nel derby con il Catania Beach Soccer. Le immagini sono quelle dei festeggiamenti post partita con Pelligra, giocatori, staff e il general manager di Benedetto. Le squadre sono reduci dalla gara contro il Viareggio, persa in modo beffardo dai ragazzi di Santos, vinta in rimonta dal team di Giuffrida. Il derby prende una piega chiara fin dal primo minuto. Il Catania SSD ha dimostrato di non aver nessun timore reverenziale con la squadra più titolata d'Italia, l'unica sempre nel circuito ufficiale dal 2004. Mattatore della sfida un ex, il brasiliano Eudin, che ha marchiato a fuoco il match con 3 gol. Ora è capocannoniere della Serie A con 13 centri. È proprio il giocatore carioca che piega le mani di Rafael Padilla a 58 secondi sul cronometro e il raddoppio porta la firma di Vilella che spinge in porta la palla calciata sulla traversa da Ott al terzo. La squadra in maglia bianca si porta sul 3-0. De Fazio batte ancora Rafael dopo la palla persa da Palazzolo. Un avvio fulminante che inevitabilmente indirizza la partita, perché se al quarto il Catania Beach Soccer accorcia le distanze con Giordani in acrobazia, prima della fine del tempo è Otta a ristabilire le distanze. Il resto della gara conferma il trend con ancora Eudin protagonista insieme allo spagnolo Luis Enrique, autore di una doppietta. Finisce 9-3, etappa etnea che sorride alla società che fa capo al presidente Pelligra, 9 punti in classifica e 2 vittorie su 3 gare, un successo invece per il Catania Beach Soccer che ha da recuperare ancora la gara contro il Pisa. Si tornerà a giocare subito da giovedì a Cirò Marina, altre partite in vista della Final 8 di Viareggio che assegnerà il titolo. E ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.